Abbiamo atteso l'arrivo del terzo millennio con ansia e curiosità. Ci aspettavamo chissà cosa entrando nel 2000. Sogni, speranze e qualche emozione, come quelle che regala il calcio, capace di restare uguale a se stesso con il trascorrere del tempo. Un gioco che diventa quasi una fede, uno sport che si ritiene nato in Inghilterra. Nel 1857 a Sheffield sorge la prima vera squadra di football. Il calcio parte da Cambridge e dalle scuole per conquistare tutto il mondo. Le navi britanniche esportano il gioco e i primi a conoscere il football sono gli abitanti delle città di mare. Le città di mare sono i punti del mondo dove vanno a finire i rumori di fondo delle autostrade. Le città di mare che fanno pensare ad un giro tondo di incontri mancati e di grandi amori e notti di stelle passate fuori. È la luna che nasce per potersi specchiare. Mi fa piacere che la città di mare sia stata collegata al calcio, che io amo il calcio come un'opera d'arte. Parte il mare e quindi parte quella gente che vive una dimensione particolare, vorrei dire di instabilità, cioè di curiosità. Cosa c'è al di là del mare? C'è altra gente, ci sono altri amori, c'è qualcosa che ci spinge a considerare la vita un viaggio reale. Questo penso sia una dimensione importante. Le città di mare sono i punti d'incontro di mille avventure, di lingue diverse, di facce scure, di gente che passa e si ferma a guardare. Il calcio, come tutti gli sport, è una conquista lecita, è una conquista fatta di inventiva, fatta di passione. Penso che sia il migliore antidoto contro tanti mali dell'epoca contemporanea e dei giovani. Fare calcio significa riuscire a inventarsi qualcosa che poi potrà essere utile nella vita. E so che sei mia, se intorno a noi c'è una città di mare. Le città di mare